Sono considerati tra gli animali più intelligenti da anni, vengono impiegati per la pet therapy. I cavalli, con le loro caratteristiche e capacità, sono utilizzati spesso nei centri di riabilitazione ed ora, grazie ad un accordo tra l'AREP e il centro equestre Il Casale, tornano ad essere protagonisti nel progetto Equilife, il cuore oltre l'ostacolo. È un progetto che risale a circa 2 anni fa, è partito un po' alla lunga e adesso siamo finalmente a un punto di arrivo. La giornata di oggi prevede una prima parte, la firma di un accordo con l'AREP per l'ipoterapia. L'ipoterapia per aiutare le persone con disabilità diverse ad affrontare le difficoltà di ogni giorno e sorridere nonostante la malattia. Ci vuole anche una affettuosa simbiosi tra chi monta e il cavallo, un ulteriore stimolo per sviluppare il senso di se stessi, la capacità di interagire, acquistare fiducia e quindi da un punto di vista psicologico e fisico un notevole miglioramento. Per l'AREP è un ritorno alle origini, visto che l'associazione rieducativa, quando nacque nell'83, lo fece proprio pensando ai cavalli. Il cavallo è uno degli animali più importanti per i ragazzi diversamente abili. Ti diventa amico, sente il tuo odore, sente la tua voce e ti sta molto vicino e ti segue con grande affetto. Dobbiamo continuare a scoprire i talenti di ogni ragazzo, sia che sia normodotato che sia una persona fragile.